e abbiamo provato a ricomporre la storia raccontata in questa settimana sui beni dei clan. Abbiamo rintracciato, siamo riusciti a rintracciare dei video, delle fotografie molto particolari, molto interessanti, grazie al collega Alfredo Di Lettera di vitulazio24ore.it. Ci sono dei video estremamente interessanti. Nel primo, che vedremo fra qualche secondo, c'è il professor Gabriele Capitelli, che è il responsabile di Icaro, che parla durante una conferenza stampa insieme al sottosegretario Mantovano. Sentiamo un po' cosa dice Capitelli, che a un certo punto invita quasi alla rivolta i suoi operai dicendo: alzate la mano, alzi la mano chi sa che lavoriamo su quei terreni. È normale che i ragazzi, gli operai di Icaro che vengono pagati dalla cooperativa di Capitelli dovevano per forza alzare la mano, quindi un gesto un po' sciocco di Capitelli. Guardiamolo insieme. Allora, è stato detto che questi beni che noi abbiamo portato, questi frutti che abbiamo portato, non sono coltivati sui campi confiscati alla Camorra. Quelli che ha portato a Napoli. Allora, alla bottega. Allora se lei potete alzare la mano, chi è che sta sui campi nostri, per piacere? E quelli di 2 anni fa. Potete dire se questi sono beni che noi coltiviamo? Sì, lei è stato denunciato, lei è stato denunciato. No. Questo è il passaggio più importante. Giorgio Magliocca, sindaco di Pignataro, proprio in quella conferenza, ascoltate cosa dice. L'audio è un po' disturbato, noi grazie al ritocco tecnico del nostro webmaster Giorgio Palumbo abbiamo aggiunto le scritte, voi potete leggere il labiale praticamente con delle scritte grazie all'opera tecnica di Giorgio Palumbo. Sentite cosa dice il sindaco dice addirittura che tutti i finanziamenti per i beni dei clan sono stati messi a regime e lui è soddisfatto di quanto sta avvenendo a Pignataro, della riconversione di Pignataro. Ascoltiamolo insieme. Dei consiglieri comunali abbiamo raggiunto ottimi risultati per quanto riguarda la gestione dei beni confiscati. Non è vero che i frutti non sono distribuiti per la provincia di Caserta, anzi siamo entrati in un circuito importante per la formazione di principalità. Io sono soddisfatto di questo lavoro. Abbiamo utilizzato tutti i fondi del Fondo Sicurezza 2006, abbiamo utilizzato tutti i fondi del Fondo Sicurezza 2006, abbiamo utilizzato tutti i fondi del Fondo Sicurezza 2006, abbiamo utilizzato tutti i fondi del Fondo Sicurezza 2006, abbiamo sui beni confiscati decine e decine di ragazzi che espongono nella lotta alla camorra. Io sono soddisfatto di questo lavoro e chiedo alla minoranza di spingerci sempre a farci meglio e non soltanto a televisionare. E questi sono i risultati. Guardate un attimo questo breve filmato ripreso dal mio servizio della settimana scorsa su Villa Ligato. Guardate i grandi risultati che il sindaco dice aver visto con i propri occhi ed essere soprattutto felice, si dichiara felice e soddisfatto. Guardate un poco in che condizioni è ridotta Villa Ligato. Questo è un filmato della settimana scorsa. Abbiamo utilizzato tutti i fondi del Fondo Sicurezza 2006. Abbiamo utilizzato tutti i fondi del Fondo Sicurezza 2006. Abbiamo utilizzato tutti i fondi del Fondo Sicurezza 2006. E qui, amici cari, viene il bello, viene forse il momento più importante, saliente di questo editoriale un po' particolare che stiamo facendo con spezzoni di video, cercando di darvi proprio l'idea di una video inchiesta precisa e documentata. Ricordatevi che le immagini, le registrazioni audio e video non possono essere ritoccate. Guardate un poco cosa dice adesso Giovanni Magliocca, assessore alla sicurezza, assessore ai lavori pubblici, ma anche delegato alla tutela dei beni
beni confiscati. Guardate cosa dice Giovanni Magliocca durante una conferenza stampa presso la scuola a quattro porte, quando c'era Agliterra di Gaetano Manna. Dice testuali parole che su quei terreni contigui, confinanti a Villa Ligato, e proprio dentro Villa Ligato ha trovato delle persone di Giuliano, tali Maisto, molto amici della famiglia Lubrano Ligato, cioè del clan di Pignataro Maggiore, cosa che Icaro non ha detto mai. Sentiamo Giovanni Magliocca. Ma la prima volta sono andato io e due vigili urbani e abbiamo trovato sul terreno, che tra l'altro era stata assegnata a Vigaro, come era stata assegnata a Centro. A Vigaro c'era stata assegnata in comunità. Sono andato io personalmente, ho trovato 14 persone, tra cui un certo Peppe Maestro di Giuliano, il quale mi ha chiesto 3 volte un uomo. Ha detto, ma tu chi sei? Come lo chiami? Si chiama così, come lo chiami? Ma un uomo, 2 mesi, mi ha chiesto 3 volte a me, ma chi sei tu? Certo di dire, sono Peppe Maestro di Giuliano, guarda, non c'è un nome nostro. Questo per dire sono parole, per dire. Ma io che già fatto? E richiamo a Bangarella e lei, queste sono state le risposte che è andata a uno che Sacci del capovisto, Sacci che si coltivati, dicendo di avere un contratto di oltre 10 anni con Maria Pirobrana. Bene, a questo punto potete trarre voi le conclusioni, c'è poco da pensare. Dunque, arriva il sottosegretario Mantovano e Capitelli quasi invita alla muina Mario Merolesca i suoi ragazzi per far finta che tutto stia andando bene. Addirittura gli tiene bordone il sindaco di Pignataro, Giorgio Magliocca, che dice che tutto va bene. Soprattutto tutti i fondi per i beni dei clan sono stati messi a regime. Quali? Non sappiamo, perché avete visto Villa Ligato come è ridotta. Ma c'è di più, c'è Giovanni Magliocca, assessore della stessa giunta di Giorgio Magliocca, che dice che non è vero, contraddice tutti dicendo che lì ci sono i Maisto. Questo è quello che volevamo farvi vedere senza fare altri commenti di parte. Giudicate voi. Grazie.